Loro sono già 1 miliardo e 7, 1 miliardo e 8 di cittadini, ma circa 200 milioni di abitanti hanno grandi possibilità economiche e stanno venendo in massa in Veneto. Come dire che tutto il popolo italiano, moltiplicato per 4 volte, viene a visitare la nostra regione. Un'opportunità unica per l'economia del Veneto, sia per il settore turistico che per l'indotto legato alla ricezione. Noi stiamo investendo nei loro canali di informazione, penso a Ctrip o WeChat, che sono un po' la loro WhatsApp cinese, molto importante. Noi siamo presenti come il Veneto, stiamo lavorando assieme alla SAVE per portare un volo diretto da Pechino a Venezia oppure da Shanghai a Venezia. Questo è fondamentale perché gran parte di loro adesso arrivano a Parigi o a Londra e quindi ovviamente rimangono qualche giorno in più lì. Invece noi vogliamo che rimangano qua, non solo a vedere Venezia, ma a vedere anche l'entroterra Veneto. L'indicazione della regione è sia per le grandi strutture alberghiere, ma in particolare per bed and breakfast e case vacanze, in genere gestite a livello familiare in luoghi davvero unici, come le colline del Prosecco. Siamo stati presi d'assalto con lo stand del Veneto quando siamo andati in fiera a Shanghai e i cinesi, che sono di una logica innovazione diversa rispetto al passato, quindi i millennials, i giovani hanno una concezione totalmente differente, non vogliono più i grandi viaggi fatti da Roma, Firenze, Venezia, ma vogliono vivere esperienze autentiche in Veneto, sane, portarli a qualche osteria a mangiare e bere bene un buon vino e fargli conoscere il nostro territorio. Fondamentale però, per cogliere questa opportunità, capire la cultura e le regole cinesi, iniziando dalla lingua. A Treviso abbiamo fatto proprio una presentazione davanti a tantissimi ragazzi che studiano lingue orientali proprio a Treviso, collegati a Ca' Foscari ovviamente, e molti di loro stanno studiando il cinese, anche perché i cinesi non conoscono perfettamente l'inglese e quindi è importante per noi, per chi vuole lavorare con loro, conoscere ovviamente sia l'inglese ma anche il cinese.